Luca Abete ha fatto tappa all'Università di Napoli Federico II con il Non ci ferma nessuno Tour 2017. L'inviato di Striscia la Notizia, con la sua carica piena di energia e di ottimismo, ha incontrato gli studenti partenopei presso la Facoltà di Economia di Monte Sant'Angelo in Napoli. Fra le iniziative legate al tour ci sono impegni concreti anche nel sociale. Il progetto Charity, mirato alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, l'introduzione sul riciclo con il contributo del Comieco e degli enti partecipanti al progetto Di che plastica sei. Il tour Non ci ferma nessuno vuole perseguire una strada che è quella lì di avere coraggio, di non perdere mai di vista l'obiettivo e la felicità. Realizzare i propri sogni è possibile, bisogna perseverare. Streetnews.it, siamo qui con Luca Abete all'Università Federico II, tappa a Napoli per la terza edizione del Tour Non ci ferma nessuno. Tema di quest'anno: ricerca la fortuna che è in te. Cosa intendi trasmettere? Con questo tour cerchiamo di trasmettere ai ragazzi quella carica, quell'energia importante per sentirsi più forti. I bombardamenti di messaggi negativi che affliggono i ragazzi e che magari li penalizzano già in partenza. Ecco, qualcuno per la paura di perdere la partita magari non scende proprio in campo, dobbiamo metterli da parte. Noi con questo tour cerchiamo di trasmettere loro l'amore per la vita, la passione che è indispensabile per affermare la propria felicità e quanto sia bello poter sognare un sogno inteso come cose piccole o cose grandi, ma comunque rappresentano una crescita, uno sviluppo della propria persona. Quindi cerchiamo di trasmettere energia e poi l'urlo Non ci ferma nessuno lo fa capire chiaramente. Il claim ricerca la fortuna che è in te porta ovviamente verso una direzione. La fortuna può arrivare, ecco, potremmo trovare per terra 500 euro, lo auguro a tutti, però intanto cominciamo a crearcela noi la nostra fortuna. Un messaggio quindi di ottimismo ma anche di altruismo, perché con la vostra iniziativa sostenete il banco alimentare e il bene per l'ambiente. Sì, la community Non ci ferma nessuno negli anni è cresciuta tantissimo, allora ho pensato perché non abbinare a questi messaggi così validi che riempiono il cuore anche qualcosa di concreto che possa riempire le casse o meglio i depositi del banco alimentare. E allora più cresce la community, più aumentano i chili di riso che Penny Market mette a disposizione per il banco alimentare. Con questo meccanismo l'anno scorso abbiamo raccolto 25.000 pacchi di pasta per il banco alimentare, quest'anno speriamo di fare altrettanto con il riso e cercando di aiutare anche in maniera concreta le persone che sono in difficoltà. Benissimo, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Popolo di Street News, un saluto a tutti quanti voi!